Siamo all'Ambrosini di Favara con la dirigente scolastica Gabriella Bruccoleri, parliamo di un nuovo indirizzo, questa fase sperimentale, uno dei pochi istituti autorizzati dal Ministero. Ecco, ne parliamo meglio, Preside. 151 istituzioni scolastiche in Italia, fra queste l'Istituto Ambrosini di Favara, insieme a un'altra scuola di Ribera. Noi lavoreremo quindi per accogliere ragazzi che, iscrivendosi in prima, avranno la possibilità di conseguire il diploma in 4 anni. Attenzione, sottrazione di un anno non significa sottrazione di tempo educativo, sottrazione dunque di tempo di educabilità relativamente al curriculum delle materie e delle discipline fondamentali, è una rimodulazione dell'orario che conseguirà ai ragazzi di conseguire il diploma in 4 anni, quindi aumentando il tempo dell'educabilità all'interno delle settimane. Questo significa lottare contro la dispersione scolastica, significa dare la possibilità alla scuola di riallinearsi con quei tempi di conseguimento del diploma che sono i tempi delle grandi nazioni europee che, come ben sappiamo, vivono l'esperienza scolastica con un grande sguardo nei confronti dell'inserimento immediato nel mondo del lavoro. I nostri alunni pertanto conseguiranno il diploma in 4 anni con una possibilità straordinaria di perfezionare la loro preparazione con la frequenza dell'istituto tecnico superiore. Questa esperienza conseguente, quindi di 2 anni, permetterà loro di perfezionare le competenze disciplinari, ma di conseguire dei crediti spendibili immediatamente nel prosieguo all'università. Quindi il tempo non si accorcia, il tempo non diminuisce, il tempo migliora nella sua qualità, dando la possibilità ai ragazzi di vivere il diploma, di avere il diploma in 4 anni e di proseguire gli studi poi anche con l'ITS oppure con l'università. Una grande novità che ovviamente permetterà alla scuola di migliorare il rapporto con il territorio, di proseguire questo dialogo con le associazioni e con le aziende, che come sappiamo è la specificità degli istituti professionali, in particolare dell'alberghiero. Sono molto felice di questo percorso coraggioso, di questa sperimentazione, perché questa scuola nella rinnovata autonomia guarda al futuro, guarda al presente, perché crediamo che l'Ambrosini possa, anche grazie a questa sperimentazione, scrivere pagine bellissime di presente e di futuro. Ma attenzione, i percorsi tradizionali restano i percorsi quinquennali che permettono ai ragazzi di scegliere il percorso di enogastronomia, il percorso di cucina, il percorso di sala, il percorso di accoglienza, di pasticceria, di arte bianca. Questo significa naturalmente che noi da un canto lavoriamo in una prospettiva di rinnovamento fondativo per accorciare il tempo e migliorare soprattutto la qualità del tempo vissuto a scuola, d'altro canto garantiamo la possibilità del percorso tradizionale che certamente vogliamo che continui, per dare a tutti la possibilità di una scelta consapevole e compiuta. La scuola Ambrosini, l'istituto alberghiero, è una realtà quarantennale nella nostra provincia che ha dato la possibilità a moltissime ragazze e moltissime ragazzi di vivere nell'immediatezza l'immissione nel mondo del lavoro con una affermazione della personalità fondamentale. Ma attenzione, è scuola di cultura, è scuola dei linguaggi fondamentali. La scuola dà dunque l'opportunità di costruire e sedimentare un patrimonio culturale spendibile all'università, e sono tantissimi i nostri ragazzi che continuano con successo il percorso universitario. Costruisci il tuo futuro con noi, ti aspettiamo qui all'Ambrosini.